11.000 dollari, la mettiamo qua giù, così miglioriamo anche qui l'inquinamento. Allora, queste le facciamo subito perché non dobbiamo perdere tempo con gli operai. E più che altro dobbiamo velocizzare e costruire queste caserme e questa nuova base militare. Ma che fanno questi costruttori? Quanto tempo? Abbiamo 3 uffici di costruzione, 3. Qua appunto siamo... Che cosa stanno costruendo? Tanto per capire. L'approvazione del regime è aumentata molto... È aumentata drasticamente, ragazzi. Vediamo qua come sta andando. Sì, sta andando benissimo. Ecco che arrivano nuovi soldi. Stanno cominciando un po' a diminuire i soldi, perché con tutti questi attacchi ribelli che abbiamo avuto non siamo riusciti a aggiungere un ciclo di produzione. Ah, possiamo lavorare anche la carne e scatolarla. Vediamo di potenziare. Ecco qua. Aumenta di 6 il numero di lavoratori. Perfetto. L'efficacia aumenta di 30, ma l'industria tessile genera il 50% di inquinamento. Non importa, perché con le nostre nuove centrali di smaltimento ce la potremo fare. Allora ragazzi, prima avevamo un periodo molto interessante. Forse abbiamo speso male tutti i nostri soldi, perché adesso abbiamo aumentato. Allora, supervisore generale, l'efficacia aumenta di 10. Adesso dobbiamo correre. Qua abbiamo messo il tattimo. Nella prigione quante persone ci sono? 11 prigionieri. Ce n'è uno solo su 15. Quelli non siamo riusciti ad arrestarli. Come mai? Forse per tutta questa confusione. L'ospedale vediamo di mettere nessuno per adesso. Qua l'ambientalista, per ridurre l'inquinamento nelle vicinanze. Allora, vediamo come sta andando. Sicurezza, intrattenimento, 95 cibo, ormai stiamo andando alla grande. Abitazioni, lavoro, religione, ok. Per adesso il problema non è il consenso, il problema è velocizzare e costruire tutte queste cose che ci servono. La fabbrica inizia a consumare 20 megawatt, l'efficacia aumenta di 20. La fabbrica consuma il 20% in meno di risorse, ok. Miglioriamo ancora. Perfetto, perfetto, perfetto. Qua è arrivata una nuova nave da crociera. Stiamo per completare la missione del grano. Qua il bauxite lo stiamo prelevando. Forza, anche questa fabbrica. La stazione di polizia copre un'area di dimensioni maggiori, ma il budget cresce. Sono infuriato. Ancora. Ragazzi, vedete il problema adesso come si fanno sentire? Meno male che qua siamo riusciti a tirar su una squadra armata. Qua è uscita dalla caserma. All'attacco! 7200. Ah, però è a metà, perché c'erano solo questi. Peccato. Forza ragazzi. Vediamo se riusciamo a buttarli giù. Ma c'è un attacco ribelle ora ogni secondo. Non si può stare più in pace. E io voglio anche arrivare al punto di... Ecco, al prossimo mese potremmo... Ah, l'atomo ostile, programma nucleare. Finiamola finalmente con queste stupide ricerche e dedichiamoci... A quanto pare i nuovi vicini accettano la nostra offerta di amicizia Inviamo e un vogliono ambasciatore. rinsaldare i nostri buoni rapporti. Eccolo qua. Ragazzi, scusate se sto parlando troppo velocemente, ma sto cercando di tenere sott'occhio 100.000 cose. I ribelli... Abbiamo condotto delle verifiche approfondite per identificare le Ok, con calma. 43 mesi per l'atomo ostile. 43 mesi, ragazzi, e la partita sarà vinta. Però dobbiamo velocizzare un po' tutto. Quindi andiamo ad aggiungere un altro osservatorio, magari in questa zona. 44.000 dollari. Costruiamo i nuovi 2 hotel che c'erano della missione. Forse le mie accurate previsioni. Hotel di campagna. Che sono questi, 26.000 dollari l'uno. Uno. E 2. Perfetto. E niente, aspettiamo, cerchiamo di reclutare sempre più soldati qua. Perché c'è sempre... Ah, altri soldi dagli Stati Uniti, perfetto. Forse una centrale di polizia. Ah, ok. Presidente, i tropicani chiedono delle lezioni per il Ragazzi, prossimo anno. attenzione. Vogliono mostrarti quanto... Attenzione, abbiamo iniziato una nuova campagna elettorale. Ogni volta
che ci sono queste campagne elettorali io mi preoccupo. 72 religione, 50 lavoro, abitazioni, senza tetto. Ah, meno male che me lo sono ricordato, meno male. Tutte queste case di campagna, il budget lo scendiamo a 1. Quegli Yankee sanno come organizzare una festa. Sì. Una struttura... Entrambe le superpotenze sono interessate alla nostra arma. Non vogliono neppure sapere a che serva. Basta che l'avversario la percepisca come una minaccia. Allora, vendila agli USA, ricompensa Quegli USA. Yankee Ok. sanno come organizzare. 2 strutture industriali, ragazzi, di lusso gratuite. E allora, cosa facciamo? Cosa facciamo? Una bella officina di gioielleria, che tanto è gratis. La mettiamo qua, perché c'è la miniera d'oro. E un'altra di lusso gratuita. Un'altra fabbrica di veicoli. Un'altra distilleria di rum. Facciamo un'altra distilleria di rum. Un'altra distilleria di rum e la mettiamo qua. Ai prossimi soldi faremo anche la miniera. Però il problema adesso è vincere le elezioni. Vincere le elezioni. E allora, stiamo andando bene. Abbiamo diminuito qua. Ecco, dovrebbero adesso abitarci tutti. Perfetto, perfetto. Allora, dobbiamo fare adesso tantissimi. Ecco, 57% al solito. Stiamo perdendo ora dei colpi. La fedeltà dell'esercito penso che sia ormai... Dobbiamo aumentare un po' lo stipendio per quanto riguarda l'esercito, così siamo sempre più sicuri. Una nuova missione. Compagno presidente, porto No, gravi... non è possibile queste missioni. Il petrolio è importantissimo al momento. Guardate quanti soldi che riusciamo a recuperare. Ok. Ok, facciamo nuove case di campagna. Perfetto, le facciamo... Vediamo un po'. Appunto anche qua. 1, 2, 3. Qua, questa è la zona, una zona piena di baracche. 4, 5. La maledetta centrale di smaltimento non la vogliono finire. Ma ormai la missione comunque è passata. Possiamo recuperare questi 7.000 dollari. Allora, 57%, forza. Quei Vediamo. malnati hanno l'ardire di rapire il nostro ambasciatore e ora vengono a chiederci il riscatto. Non hanno alcuna dignità dopo tutto quello che abbiamo. Andiamo all'esercito. Presidente, sapevi che sulla nostra isola c'è un No. vulcano? Beh, ora lo sai. Vediamo cosa Porto succede. grandi notizie. Allora, versato il caffè sul sta giornale capendo del più mattino. niente. Il gatto si è mangiato il criceto e mentre cercavate di non far tardi al lavoro vi è scoppiata una gomma. Oggi non può andare peggio di così, se la vostra casa è sulle pendici del grande vulcano dormiente, vi dedico la prossima canzone. Non mi era mai successo, ragazzi. Voglio vedere quello che succede. Vediamo che succede al vulcano. Comunque, abbiamo mandato il nostro figlio della nostra casata in un come ambasciatore. E in pratica l'hanno rapito. Abbiamo mandato l'esercito, siamo riusciti a salvarlo. Ha guadagnato dei punti, quindi... Però adesso c'è anche l'eruzione vulcanica. Ah, era successa una cosa del genere. Guardate qua. 34.000 dollari. Aumentiamo lo stipendio a tutti qua. Ok. Ma quando è che erutta sto vulcano? Allora, qua ce l'abbiamo già il generale. Dov'è? Sembra che abbiamo per le mani un problema davvero peculiare, vecchio mio. Sì, ok, dobbiamo costruire un ranch bestiame vicino a ogni stazione di smaltimento. Ok. Ok, uno qua. Un altro qua. E siamo a 2, mi pare che ce n'era anche una terza, ecco qua. E l'altro ranch lo mettiamo qua. Collegato, vediamo dove, perché non c'è più spazio per niente. Che c'è qua? Ah, una strada, ranch, bestiame. Ok. Facciamole subito, tanto queste
Non sono un problema. E ci prendiamo questi soldi, quindi dai. La terza. Ok. Ragazzi, olè! Eruzione vulcanica in arrivo. Quegli Yankee sanno come... Altri 10.000 dollari, grazie. Olè! Boom, bam, bim. Mamma mia, non l'avevo mai vista l'eruzione vulcanica. Vediamo dove arrivano le meteoriti. No! No, la scuola! Proprio durante le lezioni. Bello. In fiamme. Spegni. Oh! Che c'è qua? Spegni. Bello. L'edificio. La miniera di bauxite. Penso questa qua sotto. O questa. Demolita perché è finito il bauxite. Forza ragazzi, spegnete. No, la base militare. Caseificio. Che c'è qua? Pozzo di petrolio. Stanno sparando col bazooka da là sopra. Proprio stanno prendendo gli edifici giusti. Attenzione ragazzi. Vediamo. Dai. Abbiamo l'occasione di influenzare l'esito. Possiamo vincere. A posto. Ancora. Ecco. Ce n'è altri? Porca miseria. Wow. Allora, promozione turistica 7.000, aumenta il tasso di turismo per i prossimi 5 anni. Ok, ora che il vulcano è eruttato tutti vorranno venire a vedere cosa è successo. Aumenta la quantità di risorse presenti in tutti gli giacimenti petroliferi. Perfetto. E con i prossimi soldi, campagna organica, blocco tutte le piantagioni idroponiche meccanizzate. No, questa no. Provoca i ribelli, no. Iniziativa di ricerca globale, riceve punti di ricerca buoni da tutte le superpotenze in buoni rapporti. Ottimo, così finiamo prima questo atomo ostile. Aumenta l'efficacia di tutte le piantagioni. Perfetto, sussidio all'agricoltura. Martedì grasso, aumenta la qualità del servizio degli edifici di intrattenimento. E basta. Basta. Ancora? Ancora. Sono arrivati i risultati delle elezioni, Presidente. Bello. Il vulcano si è calmato, Presidente. Oh. Ora è tornato a essere dormiente. Beh, Infatti. ragazzi, è stato divertente. Sì. Ora spazzate via la cenere e poi raggiungetemi al bar. Non dimenticate di provare il mio nuovo cocktail ispirato alla... Presidente, temo che la guerra... Ok. Compagno presidente. Allora, due nuove strutture militari. La base militare va bene, l'abbiamo fatta. Qua ci sono 2 torrette, qualche altra torretta sparsa qui e là per proteggerci meglio. Una qui e una qui potrebbero essere utili. La gioielleria adesso la facciamo. Qua la miniera pure. Sto andando molto veloce perché il gioco sta diventando molto più veloce. Stiamo correndo a una velocità impressionante. Adesso siamo usciti al 52% perché non lo so. Allora, nuovi soldi in arrivo. Vediamo di fare subito questi edifici militari per non perdere tempo e sbloccare subito i lavoratori. Presidente, le tue azioni sono state... Più militaristi sull'isola. Benissimo. Ok. No, questo non mi interessa. Non mi interessa. Aeroporto. Adesso facciamo un bel aeroporto. Aeroporto, perfetto. Completiamo così quest'altra missione. E mettiamo magari un'altra caserma. Per esempio qua, no, qua è ben raggiunto tutto. Qua, ecco, in questa zona sarebbe cruciale una bella Non voglio caserma. lodarti troppo, vecchio mio. Devo ammettere che oggi hai reso onore al Signore, però. 2 chiese gratuite. 2 chiese gratuite. La cattedrale non penso, infatti. Chiesa gratis. Benissimo. La mettiamo qua. E l'altra. Dobbiamo aumentare anche il numero di... qua giù che non ce n'è qua. Perfetto. Si è creata anche una mini città. Non c'è posto qua. Con l'apertura della nuova fabbrica di gioielli mi sono resa conto di essere una sentimentale. Toglietemi il mio amore, toglietemi la mia terra,
Ma non toglietemi i miei gioielli! La mia spilla è l'unico ricordo di un amore perduto, un ragazzo di nome Malcolm, tragicamente ucciso da una volpe molto irascibile. Io mi ricordo ancora di te, Mal. Ti amerò per sempre. Va bene, allora. Stiamo andando alla grande, penso. Qua. Supervisore, mentore, agente. Non mi interessano. Ribelle. Hola! Arresta subito. Vediamo se ci sono altri ribelli noti. Popolazione, politica. Come posso esserti d'aiuto? Buongiorno! Arresta. Allora, benissimo. Io adesso farei con questi soldi qualche villa qui sulla spiaggia. Per vicino appunto alla zona turistica. Per accogliere anche qualche cittadino ricco. Perfetto. Facciamo un nuovo ufficio di costruzioni. Così velocizziamo anche un po' tutto. Ragazzi, sono successe tantissime cose. Non sono riuscito a commentarle per bene perché è proprio una dietro l'altra. Qua c'è una chiesa, va bene, adesso le finiremo. 13 mesi, ragazzi, e verrà proclamato quindi il nostro programma nucleare. Meno male che non ho collocato la centrale nucleare proprio sotto il vulcano, perché se ci fosse stata un'esplosione della centrale potevamo chiudere la partita subito. Supervisore. Ok. Bauxite e acciaio. Il bauxite qua lo stiamo producendo. L'acciaio penso pure. Oh è là, guarda quanto ce n'è. Oh è là, aumentiamo la paga. Mettiamo la paga. Come va con i soldi? 33.000. Abbiamo la potenza militare. Facciamo qualcosa di stupido. Abbiamo Nessuno una crede alle superarma. nostre affermazioni. Ancora. E come potrebbe? 3 centrali. Entrambe le superpotenze sono interessate alla nostra arma. Andiamo alla USA. Quegli Yankee sanno... Altri 10.000 dollari. Benissimo. In pratica abbiamo fatto lo stesso giro di prima. Ok. Facciamo adesso un po' di case popolari. Per esempio in questa zona. 1. Qua giù. 2 e 3. Abbassiamo il budget di tutte le case popolari a 2. Bancarotta. E ok, e aspettiamo un po'. Penso che possiamo salvare. E andiamo avanti. Ragazzi, veramente stiamo andando proprio alla grana. Ma quanto ci vuole a fare sti hotel di campagna? Guarda, se non costavano tutti questi soldi li finivo io proprio qui. Ok. Mettiamo la qualità, 43.000 dollari. Perfetto. Canale TV, al momento no. Azienda, fornisce spazio a 6 famiglie di turisti. La qualità del servizio dipende dalla bellezza. Locanda storica. Azienda, questa qui interessante. Facciamola proprio sulla spiaggia. Wow. Ok. Altri soldi dagli Stati Uniti. In prigione non lavora più nessuno. Perché? Mettiamo anche un agente. Anzi un tattico. Ok. E vediamo un po' come va la situazione. Qua sta funzionando tutto. Ora vediamo di esportare anche macchine. Appena abbiamo i prossimi soldi vado a mettere un altro porto anche qua giù. Qua queste costruzioni se le sono dimenticate. Perfetto. E allora, che c'è qua? Questo edificio non sta producendo. Come mai? Manca dello zucchero. Serve un po' di zucchero anche qua giù. Nuovo porto. Qui. Strada. Qualche piantagione di zucchero in più servirà sicuramente. Vediamo zucchero dove cresce. Qua è perfetto, proprio perfetto. 1 e 2. Benissimo, ragazzi, volevo aspettare l'ultimo mese per questo programma nucleare e vedere cosa succede. Siamo nel giugno del 1975, manca appena un mese e scopriremo il nostro programma nucleare. Qua non arriva energia elettrica. Benissimo, però dall'altra parte del vulcano. Presidente, oggi ho scoperto l'atomo ostile. Era attaccato a un pugno ostile collegato a un braccio ostile ed è una signora ostile.
Direi che è senz'altro una provocazione. Così ho dichiarato guerra a tutti gli atomi. Suggerisco di spezzare la loro resistenza usando i neutroni. E facciamolo, dai. Contanto con la ricerca, qua ci siamo riusciti. Portaerei e programma spaziale. Aspettiamo il nuovo denaro. 60.000 dollari devono arrivare dalla prossima nave. Ok, facciamo subito una sottostazione elettrica qua giù. Un attimo ragazzi, dobbiamo portare l'energia elettrica pure alla gioielleria. Vediamo dove l'ho messa. Troppo distante, a posto. Ok. Sembra che io continui a sottovalutarti. E più capitalisti sull'isola. Ci siamo? Oh. Allora, ragazzi, vediamo un po'. Dov'è il nostro programma nucleare? Programma nucleare, 36.000 dollari. Ma penso proprio che possiamo farlo con i prossimi soldi che stanno arrivando. Dove siamo? Qua ne dovranno arrivare 54.000 in un mese. Ebbene, bene, bene. Però io la partita la voglio continuare anche dopo, perché ancora dobbiamo fare tantissime cose. Nei tempi moderni davvero si possono fare tantissime cose. I ribelli adesso si sono un po' calmati, li abbiamo fatti stare zitti con tutte le nostre, con tutto il nostro armamentario. 26.000, 33, 32. Possiamo fare il programma nucleare. Così riduciamo il rischio di un'invasione straniera. Qua. Mi raccomando, tutti alla costruzione di questo programma nucleare. Bene, ragazzi, nel prossimo video vedrete il programma nucleare completato e quindi la nostra partita, diciamo, vinta, perché avremo finito il nostro obiettivo principale. Qua non sta producendo nessuno. Salviamo, benissimo. E ci becchiamo noi alla prossima partita. Sempre mandatemi dei commenti, appunto nella sezione dei commenti scrivete, quindi in modo tale che io sappia la vostra opinione sulla partita. Penso che è andata molto bene la nostra partita. Stiamo andando davvero molto bene, sia per quanto riguarda il livello di consenso popolare che per quanto riguarda il livello economico, vista anche la difficoltà del gioco. E ci becchiamo alla prossima partita, quindi fatemi sapere cosa volete vedere. Sicuramente nei tempi moderni cambieranno un bel po' di cose, però vedremo sicuramente delle innovazioni. Alla prossima, ciao a tutti!